Una maglietta blu, bermuda grigio e un paio di Nike nere e bianche. Questi gli unici elementi che trovano luce nel giallo di Fregona. Trovato ieri mattina, infatti, il corpo di un uomo senza vita nelle acque del torrente Carron, tra i confini dei comuni di Cappella Maggiore e Fregona. Salma a cui ancora non si riesce a dare un nome. A ritrovare il corpo senza vita alcuni operai dell'Enel che hanno notato una sagoma sul nastro trasportatore dell'impianto idroelettrico. Non è una cosa insolita, in quel tratto di canale, perché il canale transita nel comune di Vittorio Veneto, quindi fa un lungo percorso e quindi non dico spesso, però di tanto in tanto capita che purtroppo, sottolineo purtroppo, viene ritrovata qualche persona. Omicidio, suicidio o un tragico incidente, tutte ipotesi possibili per la procura. Solo l'esame autoptico permetterà infatti di risalire alle esatte cause del decesso dell'uomo. Il cadavere è infatti in stato di decomposizione avanzata causata dalla prolungata immersione nelle acque che secondo il medico legale dopo il primo esame esterno avrebbe raggiunto i 10 giorni. Tanti ancora i punti interrogativi dei carabinieri di Vittorio Veneto che al momento sono impegnati in accertamenti sulle persone scomparse nella Marca e in altre province. Tante domande, ma ancora nessuna risposta. Qualora qualcuno avesse, rispetto a quei pochi dati che si sanno, delle informazioni utili, ovviamente sarebbe necessario e importante che le comunicasse alle autorità, ai carabinieri che stanno procedendo ed è il comando di Vittorio Veneto.